Si è tenuto a Rovigo il sesto bilancio sociale di Sani in Veneto, che ha evidenziato una solida crescita, un aumento delle prestazioni erogate e il rafforzamento del legame con il territorio e la sanità pubblica. Sani in Veneto arriva nel 2024 con quasi 15 milioni di euro rimborsati di prestazioni sanitarie, sono più di 320.000 su 33.000 beneficiari. Sono numeri che esprimono il nostro supporto quotidiano alla platea dell'artigianato e di altri settori. È importante che il nostro è un modello molto flessibile che si sta adattando sia alle reti strutture private presenti nel territorio, ma anche con le strutture del sistema sanitario regionale. Un appuntamento in cui il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Regionale per i lavoratori delle imprese artigiane ha ribadito la propria mission, ovvero intervenire a sostegno delle spese sociosanitarie di lavoratori e imprese, con aiuti e risposte concrete tagliate su misura delle esigenze dell'artigiano veneto. L'autosufficienza è uno tra i problemi che pesano di più sulle famiglie e quindi noi abbiamo inserito nel nostro nomenclatore questa prestazione che pesa molto anche per i nostri bilanci, però è una cosa che avere nel cassetto è importantissima per tutti gli iscritti, perché nel momento in cui uno deve affrontare un problema di questo genere è veramente un problema quasi insormontabile per le famiglie, quindi l'aiuto che viene dato in questo tema da Sani in Veneto è importantissimo. Una proposta che risponde al cambiamento demografico del territorio e all'aumento dei bisogni sanitari, in particolare includendo anche la tutela over. Recentemente abbiamo allargato ai pensionati, perché il fondo fino a qualche mese fa arrivava solo unicamente all'età pensionabile. E questo ovviamente è importante perché sappiamo che la stragrande maggioranza dei dipendenti delle imprese artigiane non hanno grandi pensioni. Riuscire ad avere una contribuzione sull'assistenza sanitaria è molto importante.